Cresce nella nostra regione il bisogno di aiuto alle persone disagiate. A Venezia l'aumento delle persone assistite si deve in buona parte alla situazione critica di Porto Marghera. È il preoccupante dato emerso oggi in occasione della presentazione della 13ª giornata nazionale della colletta alimentare, in programma sabato 28 novembre. I dettagli nel servizio. Da 48.000 a 56.000 persone assistite. Aumenta del 10% rispetto allo scorso anno nella nostra regione il bisogno di aiuto alle persone disagiate. Il dato che abbiamo in questi giorni, che stiamo comunque facendo in questi giorni, ci porterà a far sì che il prossimo anno assisteremo qualcosa come 63.000 persone attraverso queste strutture di carità, perché non assistiamo direttamente, ma assistiamo attraverso le strutture che ci sono sul territorio, che sono mense, sono case famiglia, piuttosto che San Vincenzo, Caritas, che fanno i pacchi alla famiglia, cioè laiche, religiosi di tutti i tipi. La situazione critica di Porto Marghera ha inciso su questo aumento di bisogno? Sì, cioè, la cosa che osservavo in queste domande, perché comunque le domande sono anche, oltre che noi facciamo qualche visita, li conosciamo, insomma ci parla, però quando fanno queste domande chiediamo a tutti che facciano anche una relazione della loro attività nel 2009. La cosa che mi ha colpita, questo è un esempio, insomma, è che alcuni ci hanno sottolineato, qualcuno che lavora magari che ha a che fare con famiglie di quella zona lì o del territorio di Venezia in particolar modo, che loro devono assistere più persone perché sono giunte famiglie che venivano attraverso la crisi di Porto Marghera, questo sì. Pasta, riso, olio, omogeneizzati, prodotti per l'infanzia, tonno e carne in scatola, pelati, legumi. 4.500 volontari nel Veneto, sabato 28 novembre, all'ingresso dei supermercati, inviteranno chi fa la spesa a riempire una busta con questi prodotti per chi ha bisogno, in occasione della 13ª giornata nazionale della colletta alimentare, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus. 442 i punti vendita che aderiranno all'iniziativa. Importante anche la partecipazione della provincia di Venezia. La provincia di Venezia ha aderito in maniera positiva a questa iniziativa del Banco Alimentare, che è la colletta, mettendo a disposizione uno spazio per il prima della colletta e poi mettendo a disposizione anche 3 mezzi per poter girare nei vari punti vendita per la raccolta del materiale. Ovviamente questo va a beneficio anche del territorio, perché in termini anche di assistenza l'ausilio che il Banco Alimentare fa alle amministrazioni locali nell'assistere appunto delle famiglie in difficoltà è fondamentale. I generi alimentari raccolti saranno distribuiti ad enti ed associazioni della nostra regione.